La più bellina, conferenza di Garcia. Come sono emozionato. Mi piace assai, mi piace proprio molto. Tutto mi piace, è diretto, è veloce. E se dovevamo dire qualcosa di Spalletti è che comunque, mamma mia, prima di formulare il pensiero, Garcia è quick. Cominciamo. Quickness quick. Benvenuto Flavio Senatore, quindi grande rispetto per tutti i nuovi iscritti che accorrono sul canale. L'avena di Kvara servirà l'avena di Kvara, e lasciate tantissimi like, ragazzi, ci vogliono 1000 like e non scherzo e non derogo. 1000 like per la comunicazione di Garcia, che già piace, sono fuori fuoco. Ecco, molto meglio, guardiamoci nella live perché sono fuori fuoco. La comunicazione di Garcia, 10 e lode. Se Spalletti era probabilmente anche 10 perché mi ha fatto capire delle cose, Garcia me ne farà capire delle altre, ed è anche più veloce, ed è direttissimo, non aspetta nemmeno la domanda. Mi sposto giusto con un Abrabam tattico, così noi siamo qua, e qua ci posso mettere una foto di Garcia, posso fare qualche cosa, non lo so. La post produzione è un altro paio di maniche. Io ringrazio sempre Umberto Livello per le bellissime thumbnails. Sotto nei commenti un applauso a Umberto Livello, thumbnails di livello. Allora, si comincia con Baldari che ricorda Alessandro, un giornalista napoletano che ci ha lasciato da un mese. Ragazzi, si tratta di Alessandro Sacco, ho cercato. Se voi lo cercate su Google, è un volto noto della televisione, e mi unisco al cordoglio, onestamente, non per frase fatta, ma perché Alessandro mi scrisse, e vi dico la verità, proprio pochi giorni prima io sono rimasto sconvolto quando ho saputo di quale Alessandro si trattasse, perché Alessandro mi scrisse probabilmente dopo un mio intervento da Silver Mele, mi scrisse delle cose, mi chiese se scrivevo per un giornale, sono rimasto malissimo. Comunque mi unisco al cordoglio. Bravo Napoli che l'hai ricordato, perché capito, finisce il campionato, ci si scorda, non va bene. Allora, mi raccomando ragazzi, con le domande mi rivolgo ai miei amici giornalisti: alzate il livello, perché questo è un altro che vi fa correre, che ne sa, che ne capisce, e che se gli fate la stessa domanda lo dice. Già vi ho risposto, quindi alzate il livello. E noto con piacere che ci sono state domande di Silver, ci sono state domande di Paolo Del Genio, che era tanto tempo che non le faceva. Bene, avete notato che non c'era Radio Kiss Kiss, se non sbaglio. Andiamo avanti. L'entusiasmo, si attendeva l'entusiasmo, sì, e qua ne approfitta Garcia per dire: io ringrazio tutti, e ringrazio anche Spalletti che ha detto lasciate lavorare in pace Garcia. Quindi un buon rapporto in uscita con l'allenatore che ci ha lasciato, non va in contrasto, come è giusto che sia, come non fece, giusto, come anche Spalletti fece, che non andò in contrasto con Gattuso all'epoca. Garcia ringrazia Spalletti e si va avanti. Il mercato, ecco, per quanto riguarda il mercato si entra subito. Io sono contento perché vi ho detto che ho visto un ADL ambizioso, io voglio meno cessioni possibili, e subito sgombra il campo, perché oggi è il 15, tutti quanti stanno facendo la conta, se non pagano la clausola di Kim. Toglieteci il pensiero. Garcia è stato chiarissimo: Kim non è più un giocatore del Napoli, quindi dobbiamo fare, a parte Kim, meno cessioni possibili, perché mi piacciono tutti. Si sta lavorando alla sostituzione di Kim, quindi non fate pensieri ma quello poi se il Bayern non fa in tempo, qualcuno che sta dicendo no ma la clausola non c'è. Non vi preoccupate proprio, l'ha detto ufficiale. Se poi volete per forza cavalcare il fatto del come si dice, del colpo di teatro, il colpo di scena, come doveva essere il colpo di scena di Spalletti, come doveva essere il colpo di scena, quando sono così chiari non fanno brutte figure, non ci prendono in giro. Quindi andiamo avanti. Kim, salutiamo, sei stato fortissimo. E poi vuole anche valutare i giovani e quelli che tornano dai prestiti, e lui dice proprio: secondo me io ne voglio scegliere uno.
tiene uno sfizio secondo me Garcia di individuare un giovane e di lanciarlo e di utilizzarlo più spesso nella rosa. Una cosa del genere aveva fatto bene o male anche Spalletti, individuando in Gaetano un grande talento, ha utilizzato col contagocce anche Zerbin, va benissimo, ma probabilmente si potrebbe pensare a Zanoli perché dopo ne parla e quindi lui vuole individuare uno e fa il paragone grandissimo anche su questo. Dice: voi state parlando assai di Maxim Lopez, benissimo, è uno di quelli che me lo sono ritrovato giovanissimo, è diventato titolare con me e non si è mosso più dalla squadra titolare, ma non viene, non ci interessa perché stiamo cercando delle caratteristiche diverse, legacy, fisicità, e quindi Maxim Lopez non va bene. Quindi molto bene, molto chiaro, ha subito tolto le domande possibili da mezzo e ha risposto con chiarezza. Così mi piace, così mi piace. Osi, su Osimhen, lui io ritengo, se ha detto quelle cose, si ha detto sui social che è contento e che vuole rimanere, l'ho sentito, lui è contento di rimanere, è chiaro, dipenderà sempre dalle offerte che riceverà, però possiamo pensare in questo momento più, io direi 60 e 40, un 60 che resta perché le cifre che chiede il Napoli sono inarrivabili per tutti, e un 40 che va perché adesso c'è questo giro di centravanti che sta per succedere. Mamma mia, Lukaku, non ne voglio proprio parlare di Lukaku, ne parliamo se dovesse avvenire effettivamente la cosa ufficiale di un passaggio di Lukaku alla Juventus, altro che Higuain. Questa è la mia parentesi velocissima, ma faremo un approfondimento nel caso dovesse succedere. Quindi giro valzer di centravanti, vediamo. Sinatti, bella che gli fanno la domanda su Sinatti e lui ci dice: io Sinatti lo volevo confermare e farlo lavorare in tandem con Rongoni. Ci ho parlato, lui aveva intenzione di fare un'altra esperienza, non sentiva più quella cosa di continuare, e quindi lo ringraziamo e lo salutiamo. E fa un passaggio importante Garcia: perché io lo volevo? Perché mantenere qualcuno che già conosce bene i giocatori ti fa guadagnare tempo. Perché ci sono delle cose che adesso i nuovi devono conoscere tutta la rosa, devono capire bene. Per quanto riguarda poi la preparazione atletica ancora di più, perché ognuno c'ha, questa era la forza poi di De Nicola, che conosceva ogni giocatore uno per uno e gli diceva: tu mangia così, tu preparati così, e uno per uno faceva la personalizzata. Con Sinatti avremmo guadagnato tempo perché già conosceva i giocatori, ma tranquillamente si può fare senza. Si parte dal 4-3. Il piano B qual è? Ottima risposta di Garcia: dipende dalla rosa. Il modulo le vari piani B, le varie cose, è chiaro che dipenderà dalla rosa. Se tu ti rendi conto che hai due frecce sulle fasce che vanno come Roberto Carlos, Cafù, e allora può essere pure che il piano B potrebbe essere un 3-5-2 con le ali che vanno in continuazione. Quindi dipende molto dalla rosa, come sarà la rosa finale alla fine del mercato. Quindi bene, senza dare risposte che non significano niente, molto bene. Il post Kim ci lavorano da tanto tempo, quindi il Napoli lo sapeva. Ovviamente già quando metti la clausola devi essere già pronto alla sostituzione. Sono sicuro che su questo il Napoli era già pronto. Lo sai, se Kim ti fa una grande stagione arriva a valere molto di più della clausola, e quindi già devi essere pronto. Quindi il Napoli è già un po' in ritardo, però dice Garcia, secondo me fa bene, dice: nel frattempo noi 3 ne abbiamo, quindi non ho fretta, vogliamo scegliere bene per individuare il profilo giusto. Gli attuali hanno fame, quelli che ha visto adesso, che insomma sono quei pochi giocatori che conosciamo più giovani aggregati della primavera. Si parla anche di Kvara ovviamente con gli assist, con i gol, quei due Kvara e Osi fanno la differenza, ma a me piace parlare del collettivo. Frase fatta che però apprezziamo, perché poi diamo troppa pressione al singolo giocatore. Se il singolo fallisce, che si fa? È sempre il collettivo che deve funzionare. I principi di gioco, le caratteristiche a centrocampo, è molto chiaro Garcia: noi dobbiamo sostituire Ndombele, perché Ndombele c'era l'anno scorso, finisce il prestito, non viene riscattato, e quindi già dobbiamo sostituire Ndombele. Tutti dicono dobbiamo sostituire Demme nel frattempo c'è ancora, e Garcia lo sta valutando come sta valutando tutti i giovani. Potrebbe anche per Garcia andare benissimo Demme come vice Lobotka e dargli qualche minuto in più, non lo sappiamo. Magari nelle sostituzioni finali, invece di ruotare le fasce come ruotava tantissimo Spalletti, potrebbe far ruotare di più i centrocampisti. Quindi con calma, a dire subito che Demme già è ceduto non è detto. Potrebbe essere che Demme resta come vice Lobotka, che mica è male se chiedete a me, e si cerca il sostituto di Ndombele. E là ci si può sbizzarrire, ma ci indica come caratteristica importante la fisicità. Devono saper giocare a pallone, ma deve avere la fisicità. Come principi di gioco ovviamente c'è l'intensità che ci sarà negli allenamenti, quindi una preparazione da fare molto bene all'inizio per poi poter continuare tutto l'anno. Il possesso palla, la riaggressione alta e subitanea, e poi si può lavorare sui calci piazzati, si può migliorare su certe cose. Lui ha
aveva già studiato bene il Napoli dell'anno scorso e ha individuato dei punti dove si può migliorare. Poi si parla di Zielinski, di Lozano, lui dice sì e sì, nel senso che anche lì lui vuole tenerli, li voglio, però dobbiamo parlare, perché ovviamente quando c'è un contratto che va in scadenza l'anno prossimo la società deve fare delle riflessioni, o li vendi o punti al rinnovo, e quindi devono decidere un po' loro e deve decidere un po' la società. Per me sono due giocatori che mi piacciono e che quindi restano. Gli si chiede anche di Raspadori e Simeone, lui dice certo, e fai bene a dire così, perché dicendo Raspadori e Simeone sottolineiamo che è il gruppo e non solo quei due che poi fanno la squadra forte. Ci aggiunge Politano, ci aggiunge Elmas, Garcia cita un pochino tutti i nomi dell'attacco che rendono insomma tutto il reparto molto forte. Dopodiché su Raspadori, qual è il ruolo secondo te di Raspadori? Anche qui ottima, questa è l'unica risposta che doveva dare: fammelo allenare e poi decido, perché devo capire io. Tu vedi dei giocatori in televisione, li guardi giocare, ma quando poi li alleni tu allenatore capisci, individui, ti viene un'idea e la suggerisci al giocatore che magari non lo sa nemmeno. Angiolè, tu credi di essere terzino destro per tutta la tua vita, i mister ti mettevano marcatore centrale e poi scopri che eri marcatore centrale, che funzioni meglio. Quindi gli allenatori devono fare anche questo. Dopodiché fatemelo dire che Paolo Del Genio fa la domanda sull'uscita dal basso e quindi si presenta, dice se parli con me si parla di tattica, e Rudy Garcia anche qui è molto chiaro e diretto, dice sì, mi piace, voglio fare la partenza dal basso, il possesso palla, ma se sto in vantaggio, ma voglio anche essere concreto, se sto in vantaggio, se sto al 90esimo, se stiamo vincendo una partita da dentro fuori, io la lancio, cioè non mi interessa poi correre dei rischi. Ma qua è la grande, perché quando la domanda è buona la risposta è ottima, qua dipende molto dai leader. Spalletti, Garcia deve parlare con i giocatori, capire quelli che sono i leader della squadra, perché i leader della squadra, tu allenatore dai delle direttive, ma ci sono i momenti della partita dove i leader devono dare delle letture, e quindi se magari Meret, faccio un esempio, in quel momento non sa se partire dal basso o rilanciare, un Anghissà che dice che sia un momento che ama lanciare, gli dà una voce lunga, ma la lancia, non ti preoccupare, lì il leader si fa sentire. Se c'hai 11 leader nessuno deve parlare, ma ci sono e servono queste figure all'interno della squadra che poi danno pure dei consigli all'interno, è importantissimo. Quindi mamma mia com'è bravo Garcia, i momenti di 1000 like, vi siete dimenticati, lasciatelo mo subito i 1000 like. Quindi vuole valutare Zanoli come vice di Lorenzo, deve capire se va bene, quindi sotto questo punto di vista io credo pure che possiamo pure dimenticarci Faraoni e l'altro di cui si parlava, Holm dello Spezia, perché arriva Meluso. Se a Garcia convince Zanoli, vi dico io, secondo me la fase difensiva, perché la fase offensiva Zanoli la fa bene, se gli convince la fase difensiva si potrebbe decidere di continuare, quindi gli fermi la crescita, perché poi non cresce in allenamento ma non fa tante partite con Di Lorenzo, e lo tieni come eventuale sostituto. Gli si chiede anche di Elmas, e su calci di punizione e rigori sbagliati Garcia fa una riflessione, dice probabilmente sono migliorati in generale tutti i portieri, sono più lunghi, si lanciano meglio, quindi forse si stanno sbagliando più rigori in generale. Questa è una cosa che vale anche per i calci di punizione, la barriera sono diventati più alti, ci metti il coccodrillo dietro, si segnano meno calci di punizione in generale, quindi si può lavorare su questo, si può lavorare. È chiaro, non puoi simulare il momento dello stadio con i 50.000 che urlano la pressione della partita, però ci si può lavorare anche sui rigori. E poi Elmas, se effettivamente lui lo vuole vedere, ma se effettivamente è un jolly, un giocatore duttile che fa tutti i ruoli, è un regalo per ogni allenatore, quindi ci parlo e vediamo. Molto molto bene. Di conseguenza poi partono un po' di una serie di domande già sentite, per esempio, ma lei viene dopo Spalletti? E Garcia deve rispondere, già ho risposto su questa cosa, io so cosa significa vincere dopo tanti anni, cioè il Napoli vince dopo 33 anni, è un evento incredibile, è successo anche a me, perché io con il Lille ho vinto il campionato e poi la Coppa, la doppietta, dopo 50 anni il campionato e 55 la Coppa, quindi sapevo benissimo, so cosa significa vincere dopo tantissimi anni, dove nessuno se lo aspetta. E dice, io sono pure rimasto, un pochino la sottolineatura, io sono anche rimasto a Lille, quindi sapevo che poi l'anno successivo ci poteva essere il pericolo di dare un po' di meno, di sentirsi un po' appagati, quindi io parto dall'esperienza quella lì anche per lavorare su di me. Devo capire che i giocatori devono partire dal momento di fiducia, ma loro stessi hanno messo una barra bella alta che devono rispettare. Se non rispettano la barra che hanno messo l'anno scorso, là devo intervenire io a spingerli e a farli rendere al meglio. Molto molto bene, lavorare sulla testa. Gli si chiede di Trossard, ecco, se vi ho detto Maxime Lopez no, magari Trossard sì. Lui dice si diverte anche a leggere
tutti i nomi, magari alle volte date voi delle idee di mercato. Cosa significa? Significa che questi nomi che poi escono da alcuni giornalisti sono invenzioni vere e proprie che il Napoli non sta trattando, e sono i giornalisti che danno le idee al Napoli per il mercato. È anche grande ironia. La difesa alta sì, ma dobbiamo anche saper fare un blocco basso e quindi lottare con le unghie e con il becco, dice, non con le unghie e con i denti, con le unghie e con il becco. Dobbiamo imparare una serie di frasi francesi. E quindi per quanto riguarda il mercato, io ero in contatto con Micheli, adesso ci aggiungiamo anche Meluso, e dice una cosa che io vi ho detto quando abbiamo presentato il nuovo direttore sportivo: è contento Garcia perché ci sono più cervelli a ragionare sulle varie cose. Oi che bisogna delegare ed essere più persone in dirigenza, è meglio. Io sto vedendo Valentina che poverina sta mettendo lei le magliette sopra le grucce e sta facendo pure la commessa. No, lasciatela lavorare in pace, che mi deve rispondere per eBay e per la distribuzione in America. Lasciatela lavorare, non deve fare la commessa Valentina. Sente pressione, la solita domanda: ma quante volte la volete fare? Allora, la pressione no, l'entusiasmo sì. Fare meglio quando il Napoli vince lo scudetto, si può fare meglio? No, però ci si può ripetere e già è difficile. Quindi lui non dice fare meglio del campionato, il Napoli vince pure la Champions. È molto realista Garcia, dice una cosa impossibile. Guardate quanto tempo ci ha messo il miglior allenatore del mondo con una squadra che spende quei soldi, 15 anni dalla proprietà, 7 anni di Guardiola, e manco ce la faceva, stavano rischiando pure in finale. Quindi non pensiamo alla Champions, pensiamo che però già ripetersi sarebbe una grandissima cosa, perché in Italia non si ripete nessuno, è difficilissimo, soprattutto se non sei quelle 3 squadre là, è difficilissimo. Sarebbe già una grandissima cosa ripetersi e fare anche bene in Champions, cioè eguagliare i quarti di finale, magari andare oltre. Queste sono le sfide che raccoglie Garcia. Dopodiché parte Lombardo con le domande social. Ci sono raccolto un po' di domande dai social, da parte dei tifosi. La prima domanda è: quanto è felice di essere a Napoli? Quante domande social ci potevano essere? Hai scelto questa qua. Garcia dice: gli incontri sono il sale della vita. Tu vai in giro facendo il calciatore, facendo l'allenatore, vai in giro per il mondo, vedi delle bellezze incredibili, Napoli eccetera eccetera. Quindi ho amici dappertutto e adesso ne sto facendo altri. A chi hai detto per primo quando hai avuto l'offerta del Napoli? Altra domanda molto interessante. I miei stretti, insomma gli agenti, la famiglia, che i suoi affetti più cari, senza mai aver avuto dubbio. E poi la domanda, questa gliel'ha fatta, diciamo, Lombardi tramite De Laurentiis o tramite i social, insomma, per pompare la maglietta: quanto ti piace la maglia del Napoli? È bellissima, dice, la bianca non l'ho ancora vista, ho vista l'azzurra, la bianca, insomma è bellissima, la semplicità mi piace tantissimo, è bellissima la maglia. Molto bene, molto bene. Appello ai giornalisti, fate crescere il livello, perché il Napoli si è messo qua e il Napoli, prendendo Garcia, si è messo qua. Sono contentissimo di Garcia come comunicazione, tutto. Poi lo vedremo sul campo, lo analizzeremo partita dopo partita. Gli allenamenti va benissimo. Nel frattempo come uomo, secondo me c'ha 2 cocomeri sotto enormi, è forte, è veloce, è deciso, è diretto, sa quello che deve fare, sa perché è venuto e sa come muoversi. Poi che gli riesca o meno non è dato saperlo, però che già lo sappia, c'ha esperienza, ti prende, ti rivolta come un calzino e parlerà come parla con i giornalisti, così parlerà con i giocatori. Secondo me ottimo vero e proprio. Io gli avrei fatto la domanda sull'Arabia Saudita, perché questo è il momento di dire: se io ti chiedo di Raspadori, se io ti chiedo di Elmas, è chiaro che tu mi rispondi, è una domanda bruciata, perché è chiaro che tu mi rispondi: li devo vedere prima e poi decido. Io ti avrei chiesto Garcia, cosa ti porti dall'esperienza dell'Arabia Saudita? Sono effettivamente al passo con il calcio europeo? Credi, hai paura che questi qua prima o poi si organizzano? Perché i soldi ce li hanno le strutture, i tifosi ce li hanno prospettive di crescere effettivamente per il futuro, o stanno facendo un all-in solamente per i mondiali? Lì capire, capito? Tu hai allenato Ronaldo, quindi i grandi giocatori, preferisci i giovani da plasmare o preferisci i campioni leader più affermati? Se potevano fare un paio di domande un pochino più interessanti, però già benino quello che c'è stato, perché chi doveva fare le domande? Da New York, Valerio Fluido è tutto, sono molto emozionato. Iscrivetevi al canale, arrivate ai 1000 like, perché domani c'è la conferenza di Meluso, non facciamo confusione, perché direttore sportivo, mercato, e sapremo molte cose. Mamma mia, quante cose!